Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Buon pomeriggio a tutti. Oggi fa caldo, faceva caldo anche ieri, ma la vostra comunità è ancora più calda del caldo che fa. Siamo qui raccolti per vivere insieme un momento di preghiera e di liturgia, la Cena del Signore, in onore di Santa Augusta. Desidero innanzitutto salutare Don Nisivaldo, che presiede questa Santa Messa e che anche segue pastoralmente la comunità brasiliana nelle due diocesi di Vittorio Veneto e di Treviso. Don Nisivaldo è arrivato alcuni mesi fa, manca poco per il primo anno qui in Italia, in seguito ad un progetto di collaborazione missionaria tra le diocesi di Livramento e di Vittorio Veneto. Don Marco è da qualche mese adesso lì al posto, diciamo, di Don Nisivaldo, e lo salutiamo perché so che ci segue, come ci seguono tante persone qui in Italia e soprattutto i fedeli devoti a Santa Augusta a Concordia, dove c'è un santuario molto simile a questo. È una celebrazione questa che dilata le dimensioni e la devozione a Santa Augusta oltre la provincia di Treviso e il Veneto, e addirittura abbraccia anche il Sud America e il Brasile. Questo ci aiuta a vivere la nostra fede, una fede che ha in Santa Augusta un testimone antico. Siamo nei primi secoli, circa il 400 d.C., quando Augusta, figlia di un re barbaro, proprio su questo colle risiedeva, e in seguito alla sua fede in Gesù e al suo amore per i poveri venne martirizzata, subì il martirio proprio ad opera di suo padre, che però poi, rendendosi conto di quello che aveva fatto e dell'amore di Augusta per Gesù, a sua volta diventò cristiano. Scusate questa lunga introduzione, ma mi è stata anche chiesta da Don Nisivaldo. Ecco, questa celebrazione porta il colore, la gioia del popolo brasiliano. Mi dispiace di non poter dire nella lingua giusta quello che ho nel cuore, ma ci capiremo lo stesso. Então, uma saudação a todos vocês que vieram participar desta Santa Missa, uma saudação ao povo lá do Brasil, da paróquia da cidade de Concórdia, que celebra também esta festa de Santa Augusta, mártir da Igreja, que deu a sua vida por causa da fé. Nós, inspirados nela, também somos convidados a oferecer as nossas vidas ao serviço de Jesus Cristo e de sua Igreja. Então, irmãos e irmãs, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados para celebrarmos com dignidade esta Santa Missa. Um instante em silêncio, peçamos perdão. Cantamos. Pensamentos e palavras
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Hino de louvor. Preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, Tu hai mostrato anche in una fragile fanciulla la Tua forza e nella sua giovane età hai fatto risplendere le ricchezze della Tua grazia. A noi che celebriamo la festa di Santa Augusta Vergine e Martire, concediti il benigno di essere aiutati dalla sua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vivi regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima che iniziate ad ascoltare la parola del Signore, voglio portarvi il mio saluto. Io sono il Vescovo di Vittorio Veneto, Corrado. Ieri l'altro sera ho celebrato qui i Vesperi e la Santa Messa. Oggi sono di passaggio e ho detto: chi c'è che celebra? Don Nissivaldo. Vado a salutare Don Nissivaldo, Don Michele, che è il parroco, e voi, italiani o brasiliani. Chi sono i brasiliani qui? C'è anche qualche italiano? Bene, quindi tutti capite quello che io dico. Vi saluto e ho piacere che siate qui per la celebrazione di questa festa di una giovane Augusta, che ha saputo mettere il Signore e i fratelli al primo posto, prima ancora della propria vita. Una martire, una testimone. Abbiamo tutti da imparare tante cose da queste persone che sono i martiri, quelli di una volta, ma anche quelli di oggi. Anche oggi ci sono delle persone che danno la loro vita per la fede in Gesù Salvatore. Buona celebrazione, grazie della vostra presenza, anche al simpatico chierichetto che si chiama? Bene, bravo. Buona celebrazione e auguri a tutti. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: a sombra, o administrador do palácio. Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que neste dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilcias,
E o vestirei com a tua túnica, e eu colocarei nele a tua faixa. Porém, em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo com uma estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha aos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, e vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo
tanto da riceverne il contraccambio, poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos e irmãs,
querido Padre Michel, em italiano Michele. É um prazer muito grande poder celebrar esta festa de Santa Augusta, uma festa mais que milenar, e porque recorda uma pessoa que foi martirizada por causa da fé. Recordando Tertuliano, um padre da igreja antiga, que dizia que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, porque o martírio é testemunho, é doação daquilo que nós temos de mais precioso, que é a vida. Não existe nada mais precioso que nós temos que a vida que nós temos. Então, e quando esta vida é doada, é sacrificada, portanto, é um testemunho da fé para fazer nascer outros cristãos, para ter esta mesma crença, para ter esta mesma confiança, para ter esta mesma fé. A liturgia de hoje, ela fala um pouco das chaves, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. Para que serve uma chave? Para abrir e para fechar. Mas a chave que a Sagrada Escritura nos apresenta aqui nesses dois textos é mais do que a chave de uma porta física, material, é o poder de abrir as portas do coração para permitir Deus entrar. E este é o poder que Jesus deu a Pedro, de ligar, ligar a terra ao céu. Jesus, depois da sua vida pública, Jesus vai lá para uma região distante da capital de Jerusalém, da grande cidade, referência do povo de Israel, e vai para uma região lá chamada Cesareia de Filipe. Cesareia porque recorda César, que era imperador de Roma, Filipe, que era um tetrarca, um homem responsável por uma região que representava o imperador César. E lá, depois de tanto tempo, Jesus resolve perguntar aos seus discípulos, fazer uma sondagem. O que é que o povo diz a meu respeito? Quem sou eu? O que é que o povo pensa de mim? É interessante que Jesus tenha tido essa preocupação. O que é que as pessoas pensavam dele? E os discípulos apresentam variadas respostas. Olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, que foi degolado, que ressuscitou. Outros falam que você é Elias, grande profeta do Antigo Testamento. Outros ainda falam que você é Jeremias, um outro grande profeta de Israel. Bem, Jesus não pergunta mais nada sobre o que o povo estava pensando, mas Jesus se dirige aos seus discípulos e pergunta: e vocês? O que vocês pensam de mim? O que vocês acham de mim? Quem sou eu para vocês? Também interessante esta preocupação, que parece a preocupação principal de Jesus, não era tanto saber o que o povo pensava a respeito dele, mas o que os seus seguidores pensavam quem ele fosse. E Pedro se adianta e dá aquela bela resposta: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. É interessante essa palavra, Filho do Deus vivo, Deus vivente. Jesus fica contente. Que maravilha, Pedro. Agora, é muito forte isso que você está respondendo, mas saiba que foi meu Pai que te revelou isto. Esta não é uma resposta meramente humana, é uma resposta divina, é um reconhecimento divino, é uma revelação divina, é uma revelação divina.
Eu sou o Cristo. Muito bem, Pedro. Agora, você, eu também vou te dizer quem você é para mim. Você é Pedro, é uma rocha, e sobre você, Pedro, eu vou construir a minha igreja. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E tudo que você fizer aqui na terra será obedecido no céu. Tudo que você desligar aqui na terra também será desligado no céu. E olha, Pedro, nem as portas do inferno, nem o poder diabólico que divide vai destruir esta igreja. É muito confortante para nós participar, ser membros desta igreja que Jesus edificou sobre os apóstolos. Continuando, anche perché stiamo celebrando questa messa per i brasiliani e gli italiani, allora parliamo anche, aggiungendo qualcosa su questa liturgia che è tanto cara e tanto interessante per noi. La preoccupazione di Gesù era sapere chi era Lui per i Suoi seguaci, per i Suoi discepoli. Perché mi sembra che la preoccupazione di Gesù era: come voi potete seguirmi se non mi conoscete, se non sapete chi sono io? Sant'Agostino diceva che chi non conosce non ama. Soltanto possiamo essere in grado di amare quando davvero conosciamo. Gesù voleva sapere se i discepoli conoscevano proprio chi era Lui per poter seguire, perché Gesù sapeva che la sua strada non era una strada facile e se non avesse amore sufficiente potevano desistere della camminata. Per questo Gesù chiede: chi sono io? E Pietro dà quella bella risposta: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente. Complimenti Pietro, tu sei Pietro e su te, su questa pietra, edificherò la mia chiesa. E neanche le forze, nel Vangelo parla delle porte, prevarranno su di essa, perché nell'inferno ci sono poteri nell'inferno, ma poteri della morte, potere che distrugge. La Chiesa fondata su Pietro, che appartiene a Gesù Cristo, questa Chiesa ha vissuto nel corso della storia e è viva qua. Tanti imperi che sono caduti. La Chiesa continua, al di là dei nostri errori, dei nostri sbagli, di noi preti, dei vescovi, dei cardinali, dei papi e dei cristiani, perché è una Chiesa formata da umani che sbagliano, però è una Chiesa che è anche formata da umani, ma è una Chiesa condotta da Gesù Cristo. E per questo è in questa Chiesa che noi veniamo per trovare Gesù Cristo, per vivere la nostra fede, ricevere la sua grazia, la sua misericordia, il perdono e la comunione, il corpo di Cristo. È questa Chiesa viva che vive nella storia, attraversa la storia anche oltre le nostre debolezze umane. Chiediamo al Signore che assiste la sua Chiesa,
che aiuta il Papa Francesco, che è il Pietro d'oggi, è Francesco. Non sempre capito, non sempre amato, comunque scelto dallo Spirito di Gesù, scelto dallo Spirito Santo per condurre, per continuare la camminata di questa Chiesa del Signore, questa Chiesa di Gesù Cristo che facciamo parte. Chiediamo a Sant'Augusta che interceda per tutti noi e per la Santa Chiesa di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Apresentemos, irmãos e irmãs, agora os nossos pedidos, as nossas preces ao Deus de ternura e bondade pela intercessão de Santa Augusta. A resposta será: pela intercessione di Santa Augusta, ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa non si allontani mai da Cristo, sua sorgente e fine, ma attraversi la storia, annunciando il Vangelo, preghiamo. Per intercessione di Santa Augusta, ascoltaci, Signore. Para que o Papa Francisco, em sua missão de confirmar a fé, seja assistido pelo Espírito Santo em seu pastoreio. Preghiamo. Per intercessione di Santa Augusta, ascoltaci, Signore. Per tutti i battezzati che vivono una fede tiepida e impolverata, perché riscoprano che solo il Cristo è il Figlio di Dio e solo in Lui c'è la salvezza dell'uomo, preghiamo. Per intercessione di Santa Augusta, ascoltaci, Signore. Para que aqueles e aquelas que vivem a vocação para os ministérios e serviços na comunidade, através das pastorais, movimentos e grupos, testemunhem a alegria de servir a Deus no próximo, preghiamo. Per l'intercessione di Santa Augusta, ascoltaci, Signore. Per coloro che hanno responsabilità politiche, perché superando ogni forma di ambizione e di potere e attenti alle difficoltà sociali ed economiche del nostro tempo, si impegnino nella realizzazione di progetti che concorrano alla costruzione della pace e al rispetto per la vita di ogni uomo, preghiamo. Per l'intercessione di Santa Augusta, ascoltaci, Signore. Pelas nossas comunidades aqui hoje reunidas, para que a participação à Eucaristia nos edifique sempre mais como comunidade que se faz próxima a quem sofre. Preghiamo. Per l'intercessione di Santa Augusta, ascoltaci, Signore. Per coloro che soffrono a causa della pandemia, fa che per l'intercessione di Santa Augusta non prendano paura delle spine e delle ferite della ruota della vita, ma che li trasformino in motivi d'amore e in testimonianza della forza di Dio, preghiamo. Per intercessione di Santa Augusta, ascoltaci, Signore.
Aggiungo un'altra preghiera. Ieri sera la nostra diocesi è stata scossa dall'annuncio della morte di Don Lucio della Fontana di 61 anni. Sappiamo che il Signore lo ha chiamato a sé, ma per noi sacerdoti, per me in particolare che ho collaborato con lui 3 anni nel servizio pastorale agli emigrati italiani a Francoforte, è un dolore sapere di questa morte improvvisa. Lui che ha celebrato l'Eucaristia tante volte possa partecipare al festoso banchetto del cielo. Preghiamo poi per i suoi familiari e per le comunità nelle quali è stato pastore buono, perché crescano nel ricordo dei suoi insegnamenti. Preghiamo. Per l'intercessione di Sant'Augusta, ascolta-te, Signore. Ó Deus de bondade e ternura, escutai as preces da vossa família reunida aqui na vossa presença, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, o Padre, questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio e l'intercessione dei tuoi santi. Ci confermino nella generosa dedizione a te e ai fratelli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nella testimonianza di fede dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito e doni a noi, tuoi figli, un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ci preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ti riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo di Livramento e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santa Augusta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. 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 Amen.
agora, irmãos e irmãs, rezemos juntos, com amor e confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi reini nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Felizes somos nós, os convidados e convidadas, para a ceia do Senhor. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gesù è il pane della vita che riceveremo nella Santa Comunione. Prestiamo attenzione per non creare assembramento. Riceveremo la Santa Comunione in maniera ordinata, quindi usciranno all'inizio i fedeli di questa parte, la parte diciamo sinistra del santuario, e poi fedeli da quest'altra parte dove anche c'è l'organo e c'è questo ambone. Riceveremo l'Eucaristia sulle mani e risponderemo il corpo di Cristo. Amen. Amen.
Preghiamo. Signore, che hai glorificato Sant'Augusta con la corona della verginità e del martirio, per la comunione a questo sacro convito donaci una forza nuova, perché superiamo ogni male e raggiungiamo la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen.
siamo alla fine di questa celebrazione e anche di questo piccolo martirio, per così dire, con le mascherine. Ecco, io desidero innanzitutto rivolgere un caro saluto e un forte abbraccio ai nostri fratelli e sorelle nella fede e nella devozione a Sant'Augusta che stanno a Concordia. E auguriamo di poter anche vivere prossimamente il gioioso momento della consacrazione definitiva del santuario, di poter quindi rinsaldare ancora di più il legame tra questo nostro santuario e quello in Brasile, quello a Concordia. Ringraziare, a cominciare da Padre Nisivaldo e tutti i responsabili della comunità brasiliana che hanno reso possibile, bella, gioiosa, questa celebrazione. Ecco, invito anche poi al termine a ritrovarci insieme per un ristoro. Faremo ora, avete sul banco, la preghiera a Santa Augusta. Di solito era previsto anche il bacio alla reliquia del Dente, il primo martirio, il primo dei 5 martiri che ha subito Santa Augusta. Sono stati strappati i denti e poi invece l'ultimo, il quinto, è stato la decapitazione con la spada. Ecco, non è possibile quest'anno, ma Don Nisivaldo ci benedirà con la reliquia della croce. Grazie anche alla Tenda TV che in questi 2 giorni il Vescovo ci ha sorpresi, ecco, in questi 2 giorni ha permesso davvero a tante persone, a Vittorio Veneto e non solo, di unirsi nella preghiera e nell'invocazione a Santa Augusta. Queremos agradecer de coração o Padre Michel, Dom Michele qua, que é o responsável deste santuário de Santa Augusta. Agradecer a presença de vocês brasileiros, amigos, irmãos, e a presenza, anche la presenza degli italiani che sono venuti qua per partecipare di questo momento bello della festa di Santa Augusta. Um abraço grande a todos os brasileiros que nos assistem, que acompanham lá em Concórdia, no Brasil, não é através da Tenda TV, desse momento bonito nosso aqui. E agora a gente vai concluir com a oração de Santa Augusta, né, pregueira de Santa Augusta, e no final a gente dá a bênção com a relíquia de Santa Augusta. A te, Santa Augusta, che risplende in cielo con la duplice gloria della verginità e del martirio, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Tu che hai vissuto i brevi anni della tua vita terrena, dedicandoci interamente a Dio e alle opere di carità, donaci di essere sul tuo esempio, forti nella fede, coerenti nella testimonianza della vita cristiana, generosi nell'aprire il nostro cuore all'accoglienza e all'amore verso ogni fratello. Confidiamo nel tuo aiuto per superare le prove e le sofferenze. Benedici le nostre famiglie, la parrocchia, il seminario diocesano e ottieni alla Chiesa nuove vocazioni al sacerdozio, al diaconato e alla vita consacrata. Fa che un giorno contempliamo con te il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, con tutti i nostri cari, nella patria del cielo. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Augusta, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Damos glória a Deus com as nossas vidas, agradeço a participação de todos e vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.